Sarà oggi alle ore 18 la giornata decisiva per stabilire le linee del governo sulle modalità da adottare per le feste di Natale e contrastare l'avanzare del virus che continua purtroppo a mietere vittime nel Paese. Una giornata nella quale il Presidente del Consiglio, unitamente ai ministri competenti, dovranno decidere sul da farsi. Due sono le linee, quella più rigorista con una chiusura totale dal 22 dicembre fino all'Epifania, chiusura di negozi, bar, ristoranti e zona rossa, cioè non si potrà muovere da casa e feste solitarie, e l'altra più morbida e possibilista con restrizioni più leggere come negozi aperti e ristoranti fino ad un certo orario ed un minimo di apertura per pranzi e cene in famiglie. Sarà la linea sull'andamento epidemiologico a comandare nella strategia del governo ed infatti una delle regioni maggiormente colpite, il Veneto, ha già disposto con decreto la stretta sull'intero territorio, chiusura dei confini comunali dopo le ore 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio, precisa il governatore Zaia. Uno dei ministri più rigoristi, Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, ha già dichiarato: dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani a costo di sfiorare l'impopolarità. Dovremmo passare il Natale ognuno a casa propria. È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia di grosso.